Buonasera a tutti ragazzi, sempre novità su novità, stavolta addirittura la NASA sta progettando un esperimento, cioè sparare su un asteroide per vedere se la traiettoria può cambiare. Quindi loro dicono, perlomeno per quando ne dicono, che questo è un esperimento per fare, diciamo, per vedere in un futuro se, mh, diciamo, sparando un missile nucleare su un asteroide può succedere che questo possa deviare la sua, diciamo, traiettoria. Quindi loro lo chiamano esperimento, cioè vogliono fare questo esperimento per vedere se un missile è capace di cambiare la traiettoria di un asteroide. Ciao Johnny, buonasera. Dopo l'impatto, infatti, loro analizzeranno poi la traiettoria. In effetti, loro che si chiama Didymos, che sta a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra, ma in particolare vorrà colpire la sua luna, che è circa 150 metri di diametro, più o meno quanto la piramide che sta in Egitto, no, ragazzi? E poi vogliono vedere se sparando un missile nucleare possono cambiare la traiettoria di questo asteroide di 150 metri, anche se loro dicono che questo qua non è in rotta di collisione con la Terra, quindi lo vogliono fare per un esperimento per vedere in un futuro se poter, diciamo, da una minaccia reale salvarsi. Questo è quello che loro dicono, ragazzi, quindi perlomeno io di questi non mi fido, è più forte di me comunque, sempre. Mi pare strano che vogliono fare questo esperimento, quindi non li ho mai tenuti di fiducia, parliamoci chiaro, questo quando dicono A è come se dicessero Z, uguale. Quindi spero che davvero sia un, diciamo, appunto quello sta lì, no? Gabriele, per i fatti suoi, no? Se non è sulla nostra traiettoria, quello che pure io pensavo, no? Perché tu lo devi stuzzicare? Prendi, cambia traiettoria e viene sulla Terra. Se questo asteroide, no, sta lontano da noi per fatti suoi, tu andando a bombardarlo puoi cambiare la traiettoria come non la puoi cambiare. Sì, ma Johnny, ammettiamo il caso che questo non deve arrivare qua. E loro lo vogliono fare per studiare se un possibile missile nucleare può spostare un oggetto di queste dimensioni. Facciamo caso che lo manda, la traiettoria cambia e arriva sulla Terra. Cioè, come ha detto Gabriele, perché andiamo a stuzzicare il cane che sta dormendo? Cioè, tanto può andare bene, ragazzi, ma tanto può andare pure male. Allora, perché vogliamo fare questi esperimenti? Cioè, va a finire che noi stiamo belli tranquilli, tranquilli e questi vanno lì a fare un guaio. Oppure forse è in rotta di collisione con la Terra e loro vogliono fare questa cosa. Il dubbio rimane, ragazzi, parliamoci chiaro, della NASA, della ESA, non ti puoi fidare che quelli dicono, vabbè, non ti preoccupate, quelli quando dicono che sta, che ne so, a 10 milioni di chilometri da noi, in effetti calcolate la metà, forse pure di più, e quella è la verità. Come dico io, quando la NASA dice qualcosa fai diviso 4, quella è la verità. Sì, sì, ma vedi che purtroppo non lo fanno perché lo vogliono fare, purtroppo non lo fanno per fare allarmismo. Ma è così, perché Johnny lavori con la NASA tu. Quindi in effetti è così, ragazzi. Quindi un esperimento che secondo me non dovrebbe, non va fatto secondo me, perché come dice Gabriele, non potrebbe fare qualche cosa che non vogliamo. In effetti potrebbe indirizzarlo sul nostro pianeta. Se sta lontano da noi, lasciamolo stare lì in santa pace, se ne va per fatti suoi e invece no, dobbiamo colpirlo perché dobbiamo capire se poi cambia traiettoria. Dopo vogliono fare i calcoli e poi piglia i calcoli e non sono buoni. Come ha detto Gabriele, il cane che sta dormendo lasciamolo dormire. Però purtroppo questi qua
vogliono capire troppo e faranno sempre dei guai su guai. Speriamo che non lo fanno, anche perché è un progetto, quindi quindi sicuramente non faranno, a breve non sarà, perché mentre questi non fanno tutto questo casino passeranno anni e anni. Non credo, che è uno studio che stanno facendo, quindi mentre fa disse e da farsi qua passano anni e anni, come andare sulla luna, che si vede. Da quando è che non andiamo sulla luna? Abbiamo perso il conto degli anni, che poi è sempre da vedere se davvero siamo stati sulla luna poi. Quindi in effetti non è una cosa facile fare queste cose qui. Diciamo, vabbè, domani andiamo sulla luna, no? Quello, per fare una cosa di questo, bravo, passeranno anni e anni, quindi non è una cosa che tu oggi la progettiamo. Loro hanno detto che vogliono fare questo esperimento, sì, ma chissà fra quanti anni. Mentre non calcolano, qua è tutto millimetrico. Qui in effetti l'asteroide, questo qui, mo qualsiasi asteroide, cammina a una certa velocità, quindi tu devi calcolare proprio millimetramente quell'orario si deve trovare a tale traiettoria y, quindi perfetto deve essere. Là non ci sta un margine di errore, quindi non è una cosa che si fa così. Dice, vabbè, ma andiamo l'asteroide non sta fermo, cammina purtroppo, quindi ma no, non credo, però come ha detto Gabriele, ciao, grazie, perché stuzzicare queste cose se stanno per fatti loro, è capace che ci fanno cambiare traiettoria e ipoteticamente potrebbe poi cambiare traiettoria e andare qua sulla Terra, quello diceva Gabriele in effetti. Quindi lasciatelo stare là per fatti suoi e non lo toccate. Questo è quello che diceva Gabriele nel commento. Invece no, questi della NASA devono fare sempre di testa loro e devono fare gli esperimenti. Come quando tutti quanti dicono no, i test nucleari non si devono fare e poi tutti quanti li fanno. La Russia li fa, l'America li fa. Poi dicono sempre così, dicono che sono errori, non errori, è stato un per sbaglio e sempre noi ci andiamo per sotto noi al finale. Vabbè ragazzi, vi auguro buona cena, tanto è orario, sono quasi le 8. Ci sentiamo più tardi, sempre qualche altro video faccio, più o meno ancora presto, e vediamo di scoprire qualcosa di più interessante. Va bene, ciao, grazie, ciao Johnny, ciao Gabriele, ciao a tutti.